Variante inglese anche in provincia di Agrigento, lotta tra classi per il vaccino, nuovo DPCM. Stop alle variazioni di bilancio dal governo Draghi, al momento la regione è in gestione provvisoria. Le mani della mafia sulle scommesse online, 12 agrigentini indagati. Basket e volley, la Fortitudo e la SEAP preparano le nuove sfide. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Arriva la variante inglese anche in provincia di Agrigento, i nuovi casi di contagio rispetto a ieri sono 29, 2 i decessi, pronto il Covid Hospital a Ribera. Vediamo. Un uomo di 70 anni di Luccasicula in provincia di Agrigento è ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere risultato positivo alla variante inglese del Covid. Si tratta del primo caso del genere nella provincia agrigentina. Al momento i sintomi del paziente non hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Nel piccolo comune agrigentino dove risiede l'uomo, 1800 abitanti, non risultano ulteriori positivi al coronavirus. Ed il bollettino odierno dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento rispetto alla diffusione del Covid-19 oggi segna in provincia più 29 nuovi casi rispetto a ieri. 2 deceduti residenti nei comuni di Favara e Cianciana. Ad Agrigento i positivi attualmente sono 45, Alessandria della Rocca 5, Aragona 7, Bivona 1, Campobello di Licata 30, Canicattì 29, Casteltermini 3, Castrofilippo 5, Cianciana 7, Favara 34, Ioppolo Giancazio 1, Licata 61, Luccasicula 1, Menfi 1, Montallegro 3, Montevago 13, Naro 10, Palma di Montechiaro 30, Porto Empedocle 69, di cui 50 come noto sono soggetti extracomunitari ospiti presso la nave quarantena. Racalmuto 3, Raffadali 15, Realmonte 4, Ribera 9, San Giovanni Gemini 3, Santa Margherita di Belice 3, Sciacca 31, Siculiana 15. A 0 casi sono al momento Burgio, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina. E intanto sono stati attivati 12 posti di degenza Covid all'ospedale Fratelli Parlapiano a Ribera. Ciò comporta la restituzione alla loro destinazione originaria dei posti requisiti all'ospedale di Sciacca nel reparto di medicina nel corso della pandemia. La direzione sanitaria provinciale di Agrigento commenta: si tratta di un duplice e importantissimo risultato che consente di riportare alla normalità le funzioni dell'unità di medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e contestualmente inaugura l'utilizzo specifico del Covid Hospital di Ribera. Nell'ospedale di Ribera sono inoltre addirittura d'arrivo gli interventi che porteranno ad un ulteriore ampliamento a 40 posti della degenza ordinaria Covid e all'attivazione delle terapie intensive e subintensive. E la corsa al vaccino diventa lotta di classe. C'è il servizio. Mentre le varianti preoccupano, la campagna vaccinale in Sicilia diventa lotta di classe. Ieri i sindacati del commercio hanno spedito una lunga lettera al governatore Nello Musumeci minacciando lo sciopero. I lavoratori, ad esempio la cassiera X di un supermercato Y, che ha lavorato tutti i giorni anche in zona rossa, sono esposti a un rischio sicuramente maggiore di altre categorie già inserite nella campagna vaccinazioni. Questo è il messaggio lanciato e sottolineato dai sindacati di CGIL, CISL e UIL. Da quando si è diffusa la notizia che la Regione ha chiesto l'elenco degli avvocati, si è scatenata la bagarre, insomma. Prima sono stati i disabili gravissimi a definire il piano vaccinale indegno e ieri l'assessore alla sanità Ruggero Razza ha annunciato che gli 11.000 che ricevono l'assegno regionale saranno vaccinati subito. Ma Razza respinge altre polemiche. Si è molto più sicuri in un negozio che segue le regole che non in un'aula di tribunale, dice. I 28.000 avvocati siciliani riceveranno la dose prima degli over 75 e questo perché, spiega l'assessorato, per i secondi serve il vaccino Pfizer-Moderna, mentre per i primi, così come per i docenti, per le forze armate e quelle dell'ordine, si utilizza AstraZeneca, che non prevede una copertura totale. Chi protesta deve sapere che se un professore universitario si vaccina prima di un disabile grave è perché per categorie diverse servono vaccini diversi. E l'ultima miccia l'accende il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Ha chiesto di vaccinare deputati in vista della finanziaria. Ho chiesto all'assessore Razza di velocizzare i vaccini qui in Parlamento perché
Noi stiamo iniziando ad affrontare il tema della finanziaria. Significa che in questi giorni, nei prossimi giorni, incontreremo tutte le categorie, tutti i sindacati, tutti gli assessorati, o tantissima gente degli assessorati sarà presente qui in assemblea. Facciamo le commissioni, che significa tanta gente che si vede tutti insieme in una stanza, per quanto grande e per quanto tentiamo di garantire le misure minime. Però non c'è dubbio che in questo momento, senza voler scavalcare nessuno, siamo una di quelle categorie che ha più bisogno dei vaccini, perché incontriamo centinaia di persone. Nuovo DPCM firmato da Draghi, le regole per il periodo 6 marzo-6 aprile nel servizio. Il neo premier Mario Draghi ha firmato il suo primo DPCM che detta le regole del periodo 6 marzo-6 aprile. La qualità della vita, o meglio la libertà dell'Italia, sarà ancora a colori, con divieto già in vigore di spostarsi tra regioni diverse, con eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Questo per quanto riguarda le zone gialle, peggio ancora arancioni e rosse. Anche la Pasqua 2021 non sarà quella canonica, ma sarà ridisegnata per colpa della pandemia. Il Covid continua a far paura e, complice la diffusione delle varianti, non ci dovrebbero essere misure aggiuntive ad hoc per i ricongiungimenti a Pasqua. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. E dal 27 marzo, zone gialle, si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere preassegnati nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Il decreto del Presidente del Consiglio è quindi un decreto che prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti. Viene confermato il modello di divisione del nostro Paese per aree che corrispondono a colori costruiti sulla base del quadro epidemiologico di ciascun territorio. Sono colori che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere. Le zone rosse sono le zone a più alta diffusione del virus, poi le zone arancioni, poi quelle gialle e da ultimo la zona bianca, che è la zona con minor tasso di rischio. Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta, perché ci consente di dare la risposta più opportuna, più idonea ad ogni segmento del nostro Paese. In queste ore sono in corso tra l'altro anche interventi mirati da parte di molti presidenti di regione, volti anche a costruire un modello che riesce a mirare con ancora maggiore dettaglio su specifici ambiti subregionali, e noi riteniamo che questa sia una linea che va nella direzione giusta, perché produce un effetto ancora più significativo. L'innovazione più rilevante di questo DPCM nel merito riguarda le scuole. La variante inglese in modo particolare, che lo ribadisco in questo momento è prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani. Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza. La stessa didattica a distanza avverrà nei territori dove il tasso di incidenza su 100.000 abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250. Abbiamo scelto quindi una caratterizzazione ancora una volta legata ad un modello scientifico che ci consente anche su questo ambito delle scuole di provare a mettere sotto controllo la curva del contagio. Le misure che abbiamo disposto sono misure necessarie, sono misure importanti che possono metterci nelle condizioni di governare questa curva del contagio, e chiaramente seguiremo l'evoluzione dell'epidemia nel nostro Paese con la massima attenzione e valuteremo, giorno dopo giorno l'andamento della curva. Ancora da ultimo io voglio fare un ulteriore appello ai nostri
concittadini, perché è del tutto evidente che abbiamo bisogno di istituzioni forti che facciano scelte giuste, che con coraggio dicano fino in fondo al Paese come stanno le cose. Siamo ancora dentro una fase epidemiologica che non può essere sottovalutata, ma abbiamo bisogno chiaramente del contributo di tutti, perché un'epidemia non si combatte, non si vince solo con un DPCM, non si vince con un'ordinanza, ma serve davvero il contributo di tutti i cittadini. E io credo che il comportamento delle persone sia davvero essenziale, quindi le regole fondamentali, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno 1 metro, il lavaggio delle mani, evitare in ogni modo assembramenti sono regole essenziali che noi dobbiamo continuare a considerare determinanti per vincere questa sfida contro il virus. Sono ormai 2 settimane che il missionario laico Biagio Conte digiuna e prega sotto i portici della cattedrale di Palermo. Questa volta il suo pensiero è rivolto alla pandemia che ormai da 1 anno ha stravolto la vita di tutti e mietuto vittime. Conte si è sistemato a terra su un giaciglio di cartoni e coperte come tanti senza dimora. Vediamo. C'è un mondo che soffre e sento contribuire, non posso rimanere inerme come tanti bravi spettatori. Questo significa che non siamo così bravi se però non ci sacrifichiamo, non ci sbracciamo e non ci diamo da fare. Allora sì che se ci doniamo, ci impegniamo a migliorare il mondo, allora sì che saremo bravi, ma faremo il bene e risponderemo al male, ecco, con il bene, perché c'è tanto male, veramente c'è una società che sta soffrendo. Allora e di ritornare nei sani valori, nei sani principi, nel rispetto di uno con l'altro. Questo è importante, ma ritornare a Dio, soprattutto mettiamo, ecco, nella nostra vita Dio, perché noi non siamo qui per caso in questa vita terrena, c'è un disegno veramente grande. Ecco, allora non siamo qui nati per morire e basta e portare con noi un bagaglio di cose negative, no, noi siamo chiamati, ecco, siamo invitati a vivere il bene, nel giusto. C'è un rischio veramente di un aumento della povertà, del disagio, questo è vero, anche tanti perdono il lavoro, però non perdiamo la speranza, vi raccomando, ecco, stiamo uniti, ma soprattutto per dare anche fiducia e speranza ad ogni famiglia, ogni papà e mamma la vedo che è scoraggiata, come anche gli insegnanti, ma gli studenti, ma li vedo anche, ma i giovani, ecco loro, gli studenti sono preziosi, stiamogli vicino, diamogli la forza, il coraggio, è un mondo migliore, più giusto, ricchi, poveri, insieme, tutti insieme. Uno dei pilastri della lotta al Covid è la protezione civile. Vediamo. Abbiamo notato in questi ultimi giorni come il Presidente del Consiglio Draghi abbia immaginato di affidare alla Protezione Civile il compito di predisporre la logistica. Beh, lasciatecelo dire, noi abbiamo anticipato il governo nazionale, noi abbiamo solo programmato, il merito è di ciascuno di voi che lavora, ci mette il cuore, ci mette impegno per poter consentire alla popolazione di poter nel più breve tempo possibile, senza lunghe attese, sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Ritengo necessario, doveroso, questo momento di ringraziamento alle forze del volontariato, ai dipendenti della protezione civile, a tutti coloro che da oltre 1 anno stanno lavorando per mitigare questa pandemia che ci affligge. Grazie per quello che fate, grazie. Grazie a tutti voi, ai vostri iscritti, ai vostri dirigenti. L'applauso ve lo rivolgiamo noi e che Dio ci aiuti. Intanto liberiamoci da questa epidemia.
Tempi record nell'allestimento del centro hub per le vaccinazioni di massa nella città di Messina. Sabato 6 marzo è prevista la consegna del primo padiglione 7A. I lavori sono cominciati sabato scorso, subito dopo la consegna delle chiavi, e il cantiere procede celermente, evidenzia il direttore generale Bernardo Alagna, che ha fatto un sopralluogo per verificare l'adeguamento di 2 padiglioni 7A e 7B dell'ex complesso fieristico, dove la ditta, incaricata dalla Protezione Civile, sta lavorando notte e giorno per renderli sicuri, agevoli e confortevoli, pronti ad accogliere la cittadinanza per i prossimi 7 mesi. Saranno utilizzati i vaccini di AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Al sopralluogo tecnico hanno preso parte anche alcuni ingegneri consulenti dell'azienda sanitaria provinciale, tra cui Francesco Giglio, Fabio Raffone, Giovanni Perri, Giacomo Spadaro e Claudia Sorce, al fine di verificare il tutto. Siamo qui in fiera appunto a verificare come ASP, visto che noi siamo diventati da sabato, l'ASP di Messina è diventato il soggetto concessionario da parte dell'autorità portuale dei 2 padiglioni richiesti, il 7A e il 7B, all'interno della fiera di Messina per praticare appunto le vaccinazioni di massa all'interno della città di Messina. Questi 2 padiglioni avevano bisogno di lavori di adeguamento per essere poi utilizzati, hanno cominciato rapidamente a lavorarci già da sabato pomeriggio, nel momento in cui abbiamo avuto la consegna delle chiavi dall'autorità portuale. I lavori stanno velocemente andando avanti, un primo padiglione sarà pronto già sabato prossimo sabato, il secondo, il 7B, qualche giorno dopo. Questo ci consentirà di ospitare all'interno dei 2 padiglioni complessivamente 44 box vaccinali, di ospitare appunto anche gli uffici per la parte sanitaria e la parte amministrativa. Quindi sarà un sito fruibile per più di 10 ore al giorno da parte dei cittadini messinesi continuativamente per tutti e 3 i tipi di vaccino oggi utilizzati, AstraZeneca, Pfizer e Moderna, e consentirà effettivamente di raggiungere quell'obiettivo di aumentare la velocità delle vaccinazioni all'interno della città di Messina e di raggiungere quel target almeno minimo di 4.000-4.500 vaccinati al giorno che offrono questi 2 siti trovati all'interno della fiera. Oggi stesso è partito nella città di Messina la vaccinazione per gli anziani over 80 a domicilio. Sono in questo momento in funzione 2 squadre vaccinali composte da 4 dottoresse vaccinatori che hanno fatto il corso per vaccinare, che raggiungono a casa direttamente gli anziani che si sono prenotati per ricevere il vaccino al loro domicilio. Sono praticamente organizzati con delle auto che raggiungono il domicilio, salgono, verificano appunto le condizioni del paziente, eseguono la vaccinazione, aspettano un tempo di latenza per verificare che non ci siano complicanze o effetti collaterali determinati dal vaccino, e dopodiché si prosegue nel giro. Oggi ne verranno vaccinati 20 nella città di Messina e così nei giorni a venire. È passato un anno dall'inizio della pandemia, in 12 mesi le conseguenze sull'istruzione. C'è il servizio. La pandemia ha costretto gli studenti italiani a frequentare in presenza meno della metà dei giorni teoricamente previsti. Il dato emerge dal rapporto Save the Children, che ha anche fatto un calcolo a livello globale. Bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno. Nel nostro paese è evidente una disuguaglianza a seconda dei diversi territori. I dati dimostrano grosse differenze fra le città legate all'andamento del rischio di contagio ed anche alle differenti scelte amministrative. In alcuni territori dello Stivale, ad esempio, gli alunni dell'infanzia hanno potuto frequentare 48 giorni su 107, a differenza dei loro coetanei traslati in altri territori dell'Italia. Peggio per quanto riguarda le scuole superiori. È passato circa un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19. In 12 mesi le conseguenze sull'istruzione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti sono ben visibili. Ad avere la peggio sono i bambini più poveri, quali hanno subito le forti conseguenze della pandemia, che ha spettinato le già poche certezze circa il grado di istruzione, ancor di più il loro futuro. È necessario agire in modo strutturato
e globale per garantire che non siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa pandemia, ha dichiarato Daniela Fattarella, direttrice generale di Save the Children Italia. In Italia l'analisi si concentra principalmente su 8 capoluoghi di provincia ed analizza i dati rispetto alla frequenza in presenza degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'obiettivo è quello di fotografare la situazione odierna anche in vista di possibili nuovi provvedimenti che richiudano ancora le scuole. Anche in Italia la scuola non deve essere lasciata sola. Sappiamo bene quanto le disuguaglianze territoriali abbiano condizionato in Italia già prima della pandemia la povertà educativa dei bambini, delle bambine e dei ragazzi, dichiara ancora Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children. A causa di gravi divari nell'offerta di servizi per la prima infanzia, tempo pieno mense e servizi educativi extrascolastici, ora anche il numero di giorni in cui le scuole dall'infanzia alle superiori hanno garantito l'apertura nel corso della seconda ondata Covid mostra una fotografia dell'Italia fortemente diseguale e rivela come proprio alcune tra le regioni particolarmente colpite dalla dispersione scolastica già prima della pandemia, vedi ad esempio la Sicilia, sono quelle in cui si è assicurato il minor tempo scuola in presenza per i bambini e i ragazzi. Il rischio è dunque quello di un ulteriore ampliamento delle disuguaglianze educative. La pandemia che lo scorso anno ha costretto gli studenti a interrompere bruscamente la loro presenza a scuola 3 mesi prima della conclusione dell'anno scolastico ha duramente segnato anche nel 2020-21 la loro possibilità di frequentare le aule scolastiche. La chiusura delle scuole è iniziata nel febbraio 2020, l'11 marzo è stata poi dichiarata la pandemia, spingendo il 91% degli studenti del mondo ad abbandonare le aule nel mezzo dell'anno scolastico. Queste perdite saranno maggiori per gli studenti che provengono da famiglie meno istruite, una conferma delle preoccupazioni legate all'iniquità delle conseguenze della pandemia. Con l'introduzione dei vaccini c'è però la speranza che si possa vincere la battaglia contro il virus se tutti i paesi potranno accedervi, ma perderemo, dicono da Save the Children, la guerra contro la pandemia se non garantiremo che i bambini e gli adolescenti abbiano un'educazione, accesso ai servizi sanitari, ad un'alimentazione adeguata e siano protetti, conclude così Daniela Fattarella. San Vito Lo Capo Covid free, così il borgo delle splendide spiagge in provincia di Trapani rilancia la stagione turistica 2021 in sicurezza. Vediamo. La mia amministrazione comunale lavora già sin dal 2020 per cercare di dare un'immagine e dare anche servizi a coloro i quali amano trascorrere le vacanze in questa parte meravigliosa della nostra terra di Sicilia. Stiamo lavorando sotto 3 aspetti fondamentali: tenere sotto controllo la diffusione del virus, più che soddisfatto per i comportamenti che seguono i miei concittadini e anche i turisti che incominciano almeno la domenica ad arrivare. Dall'altra parte stiamo lavorando sotto 2 filoni: favorire le attività economiche, le attività imprenditoriali, la piccola e media impresa, gli operatori economici attraverso tutta una serie di interventi mirati che vengono incontro all'operatore economico da un punto di vista tributario, cercando di far slittare scadenze per i tributi locali. Sotto l'altro aspetto, per far sì che questo nostro territorio, conosciuto in Italia e nel mondo, ma che oggi, grazie o purtroppo a causa del virus maledetto, stiamo cercando di programmare, a breve uscirà una nuova campagna digital attraverso i social più importanti, la nazionale, che uscirà già da metà marzo-aprile. Poi avremo una campagna video nazionale e successivamente a giugno inizierà una campagna video internazionale, puntando in modo particolare a quei paesi che sono stati quelli più presenti tra i flussi turistici stranieri e che oggi apparentemente sono più tranquilli e più sicuri di muoversi perché hanno un livello molto elevato di vaccinazione. Israele, mi riferisco al Regno Unito, agli Stati Uniti d'America e alla Germania. Messaggi video e messaggi di cosa fare
in questo territorio, oltre alle bellezze naturali, l'ottimo cibo, abbiamo gli ottimi operatori locali che sono in grado di offrire servizi eccellenti in un angolo incontaminato, tranquillo, perché qui si fa tutto all'aria aperta. Lavoreremo anche nel brevissimo per garantire le spiagge sicure, così come abbiamo fatto nel 2020. Ci stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le sinergie e le risorse per far sì che San Vito Lo Capo torni ad essere l'attrattore turistico d'eccellenza di questa provincia. Fino al 2019 San Vito Lo Capo registrava 355.000 presenze ufficiali. Nel 2020 ne abbiamo avuto 288.000 presenze, con un calo del 46,1%. Questo è un dato sintomatico di quello che ha rappresentato il Covid per una comunità come quella che io ho l'onore di rappresentare, che vive prevalentemente di turismo. Su 1.200 famiglie di questo nostro territorio, soltanto 67 famiglie vivono di pubblico impiego. Per San Vito Lo Capo, riuscire a risalire questa china è un fatto importante per l'economia di un territorio, ma non soltanto per i miei concittadini, ma i tantissimi giovani, tantissime donne e uomini di questa provincia e non solo, che trovano occupazione anche per 4-5 mesi a San Vito Lo Capo. Sono fiducioso e mi auguro che anche gli interventi che si stanno ponendo in essere a livello nazionale e regionale aiuteranno questa nostra terra a riprendere un cammino. Il Covid ci sta dando una mazzata grossa, ma contemporaneamente ci sta facendo accelerare in molti percorsi virtuosi. Mi auguro che almeno in questo riusciremo nel breve, come terra di Sicilia, a rinascere. Mancato equilibrio fra entrate e uscite, il governo Draghi impugna le variazioni di bilancio approvate dall'Assemblea regionale. I dettagli nel servizio. Nuovo pasticcio della turbolenta sessione finanziaria all'ARS. Il Consiglio dei Ministri impugna le variazioni di bilancio approvate a dicembre. Secondo il governo Draghi, che nel fine settimana ha inaugurato il rapporto con la Giunta Musumeci impugnando 2 leggi su 2, la norma votata negli ultimi giorni dello scorso anno dall'Assemblea regionale si affidava allo spalma disavanzo che non era ancora stato siglato. La legge regionale, si legge nel provvedimento del governo, dispone la copertura degli oneri mediante utilizzo delle quote di ripiano del disavanzo per l'anno 2020. Riguarda modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario. Contestata da Roma anche la clausola di salvaguardia che prevedeva un meccanismo alternativo di differimento delle quote del 2020 relativo al recupero del disavanzo. E a giudicare dal testo dell'impugnativa, che ora è stato acquisito anche dai deputati regionali, i rilievi sono pesanti. Ad essere contestata è di fatto l'intera architettura contabile. 40 milioni di euro saranno investiti su proposta dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente per la tutela della biodiversità terrestre e marina e la valorizzazione del paesaggio rurale. Tra i siti individuati c'è anche un agrigentino, si tratta del SIC dei Monti Rose e Pernice in territorio di Bivona, che sarà interessato da attività di naturalizzazione e ripristino ambientale degli habitat per un totale di 1.200.000 euro. Le mani della mafia sulle scommesse online, 12 agrigentini indagati. Vediamo. Un'illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive online realizzata attraverso una piattaforma di gioco su internet non autorizzata ed operante in Italia, attribuendone la proprietà a una società maltese per occultare il legame con il nostro paese e le connessioni con la criminalità organizzata siciliana. Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con lo Scico di Roma, che ha portato questa mattina a 23 misure cautelari, 12 in carcere, 2 domiciliari e 9 misure interdittive dell'esercizio dell'attività commerciale. In tutto sono 339 le persone indagate a vario titolo. Tra queste figurano ben 12 agrigentini. Raccolte scommesse per 32 milioni di euro, mentre la società maltese, che in realtà ha operato come stabile organizzazione sul territorio nazionale, ha evaso le imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro. Gli importi delle scommesse raccolte dalle varie agenzie e i proventi dell'evasione, complessivamente pari a oltre 62 milioni di euro, sono poi affluiti nei conti della società maltese e da lì ulteriormente riciclati nell'acquisto di terreni, fabbricati, società in Italia, Puglia ed Emilia-Romagna e in Germania. I militari del nucleo PEF di Catania hanno sequestrato quasi 180.000 euro in contanti occultati nel doppio fondo di un'autovettura. Abbiamo riscontrato che questa organizzazione
oltre ovviamente ad aver organizzato un sistema di raccolta di gioco al di fuori delle regole previste dalla normativa nazionale. Le attività investigative hanno consentito di svelare questa organizzazione criminale, ovviamente legata ai clan mafiosi Ercolano Santa Paola, che sfruttavano questo mondo, il mondo della raccolta delle scommesse, ovviamente sia per trarne profitto al di fuori delle regole previste dalla normativa nazionale, sia attraverso l'evasione fiscale. Infatti di fatto l'organizzazione aveva base della raccolta dei giochi nello Stato maltese, ma in realtà questa struttura era di fatto una stabile organizzazione del territorio nazionale e quindi una organizzazione assoggettata alla tassazione nazionale. Ovviamente questa tipologia di raccolta portava anche all'evasione di quella che è la tassa, il prelievo unico sui giochi, e quindi abbiamo riscontrato di fatto un'evasione per oltre 62 milioni di euro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Siamo adesso alla pagina sportiva, partiamo dal basket. La Fortitudo è reduce da una schiacciante vittoria sul Torrenova. Oggi sul parquet dei biancazzurri il nostro direttore Arturo Cantella. Cristian Maier, allora, che anno è stato? Un anno particolarissimo, senza pubblico, insomma si è ripreso dopo la sosta, però i risultati insomma sono arrivati finora. Sì, la classifica insomma, è positivissima, credo che abbiamo ancora molti margini di miglioramento, soprattutto nei giovani, non tanto magari nell'aspetto tecnico ma più nell'aspetto di personalità. Ecco, se i nostri giovani riescono a tenere il campo con personalità e riusciamo a diventare 9 giocatori, poi penso che potremo dire la nostra anche in un'eventualità dei playoff importanti per provare a fare un salto di categoria. Domenica avete vinto col Torrenova, domenica prossima ci sarà una partita importante che sarà determinante anche per la qualificazione. Sì, veniamo da partite molto positive, da partite importanti, ultimamente non abbiamo avuto come dire, delle partite impegnativissime e speriamo che questo non ci abbia fatto perdere un po' di ritmo sulle partite importanti. Benaleggio sicuramente è una prima della classe, verrà qui sicuramente per ribaltare quello che è successo all'andata dove noi abbiamo vinto e quindi sarà una partita sicuramente difficile, speriamo solo che siamo pronti e reattivi ad affrontare un impegno così difficile. Senza il pubblico? Purtroppo io questa cosa qui sinceramente non ci speravo nel discorso del pubblico quest'anno, la situazione sembrava troppo incerta e quando c'è incertezza nessuno vuole rischiare niente, giustamente, quindi non mi aspettavo purtroppo la presenza di pubblico. Sicuramente per noi è un grosso problema perché anche se il palazzetto non era pieno si sentiva moltissimo il calore del pubblico e quindi sicuramente a noi ci creerà dei problemi, ma l'ha creato sicuramente anche altre squadre, faccio un esempio Vigevano, che è una squadra che sta andando molto bene nel nostro girone, nell'altro girone però B2, loro col pubblico sono tutta un'altra squadra, ecco. Quindi insomma ha portato male a noi ma anche agli altri, quindi ora vediamo, speriamo che nella prossima stagione il pubblico possa tornare l'entusiasmo perché la cosa non è bella per niente. Insomma. Pensierino alla promozione ce lo fate? Ma noi ce lo facciamo sempre, noi giochiamo sempre per il miglior risultato che possiamo ottenere. In questo momento la classifica dice che noi possiamo lottare per provare a fare un salto di categoria, ci proviamo. Non veniamo assillati da questo perché il progetto è diverso, il progetto è migliorare, trovare giocatori che siano inseriti bene nel nostro contesto, che si trovino bene qui, che giochino per la società, per la maglia, che migliorino tecnicamente e mentalmente. A noi interessa più questo, a dire la verità, e tutto il resto viene di conseguenza, quindi noi siamo concentrati su altro, perché pensare solo all'obiettivo di vincere, poi uno perde tante piccole cose che sono fondamentali per poi vincere, quindi noi ci concentriamo sulle piccole cose e speriamo poi di fare una cosa importante. Ma sì, si sta avviando al termine della prima fase, sostanzialmente siamo soddisfatti dell'ultimo periodo che stiamo vivendo perché sicuramente i risultati ci hanno aiutato a lavorare meglio, abbiamo
trovato un po' di continuità in termini di risultato e questo sicuramente ci aiuta a guardare avanti. Noi, come detto dall'inizio, guardiamo partita per partita, quindi la necessità adesso, il nostro focus adesso è ovviamente sulla prossima partita con Bernareggio, che è fondamentale per i 2 punti che servono per la seconda fase, per portarci lì dietro in quella che sarà la fase che inizierà dopo la sosta, quindi siamo concentrati solo su quello. Con quale obiettivo pensate di raggiungere? Proviamo a vincere tutte, ovviamente. Il fare adesso un programma rispetto a un girone con squadre che non abbiamo mai incontrato, sicuramente dobbiamo capire se il livello dei 2 gironi è il medesimo piuttosto che no. Viviamo partita per partita, sinceramente questa stagione già dall'inizio sapevamo che comportava alcune difficoltà esterne che avrebbero dovuto vederci concentrati sul momento e non troppo a lungo termine. Ovviamente giochiamo per provare a vincerle tutte, la prossima è impegnativa, quindi rimaniamo concentrati solo su quella. Ovviamente l'idea è quella di voler essere sempre competitivi. Giocare senza pubblico che effetto fa? Ci manca una grande parte, perché sicuramente il nostro pubblico ci darebbe quel qualche cosa in più, ma è ovviamente una situazione che avevamo già preventivato. Ci dispiace non poter avere i nostri tifosi vicino, perché sicuramente ci potrebbero aiutare in tutti quei piccoli momenti di difficoltà dove necessitiamo di una spinta. Sappiamo che tanti tifosi ci sono vicini, anche se non riescono a venire al palazzetto, li sentiamo, capiamo e avvertiamo la loro presenza, aspettiamo e speriamo di poterli riabbracciare fisicamente tutti qui al Palasport. Volley B1 femminile, la SEAP dall'Icardillo Aragona verso il doppio confronto con il Santa Teresa di Riva. Vediamo. Giocherà oggi alle ore 17 la SEAP Aragona, squadra di basket femminile, sul campo di Letojanni per il recupero della seconda giornata di andata del campionato di Serie B1 Girone E contro la Mando Volley di Santa Teresa Riva. Ci aspettiamo tutti da noi stessi una risposta forte, perché al di là del risultato della partita, che le partite poi in questo campionato si vede come è difficile mantenere un equilibrio, una stabilità, ma chiaramente non siamo soddisfatti di noi stessi, quindi a prescindere dal risultato vogliamo da noi stessi un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di presenza in campo, e siamo sicuri che poi il risultato sarà una conseguenza di questo. Non ci aspettiamo nulla di facile, però ecco, diciamo che il focus deve essere assolutamente su di noi principalmente. Poi anche perché forse giocare subito è anche meglio, abbiamo la possibilità di concentrarci su un nuovo obiettivo, e chiaramente qualcosa di meno sulla preparazione, ma qualcosa di più sulla voglia di riscatto. La partita di Messina, diciamo, è una circostanza un po' particolare, però non guardo tanto dietro. Diciamo che con una partita di meno, che attualmente appunto dobbiamo recuperare mercoledì, se riuscissimo a vincerla, la classifica si rimetterebbe in un certo modo, quindi vuol dire che al di là di qualche battuta d'arresto recente che sicuramente non volevamo e che dobbiamo in qualche modo rimediare, il nostro percorso è ancora pienamente nei binari che ci possono portare a quello che vogliamo. Della Mando è un campo difficile, però pallavolo sì, il fattore campo è importante, ma insomma c'è solo vittoria e sconfitta, non è il calcio che c'è il pareggio, per cui il fattore campo alla fine lo dobbiamo fare noi in campo, ecco. Viene bene a questo punto, no, la battuta, il fattore campo dobbiamo farcelo noi per conto nostro. Sicuramente sarà una battaglia, perché loro sicuramente sono una squadra ben assortita, comunque hanno delle individualità molto forti, quindi sicuramente non sarà una passeggiata, ma come nessuna partita che abbiamo affrontato finora. E da parte nostra, dopo la sconfitta di sabato contro il Catania, sicuramente c'è una voglia di riscatto e sicuramente dovremmo dimostrarlo sul campo sin dai primi punti fino alla fine. Appunto, loro essendo una bella squadra con forti individualità,
hanno un buon gioco e sicuramente dovremmo stare sul pezzo dall'inizio alla fine e anche a livello caratteriale, diciamo, e di concentrazione soprattutto. E vogliamo dimostrarlo già a partire da mercoledì e in questo la classifica, diciamo, ci aiuta e abbiamo una partita in meno, ma semmai, speriamo, se dovesse andare bene, comunque ci troveremo al primo posto, quindi siamo fiduciose su questo. Il neoeletto presidente per il quadriennio 2021-2024 della FIPAV Sicilia, il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallavolo, Nino Di Giacomo, pensa alla ripartenza. Vediamo. Sarà presidente della FIPAB fino al prossimo 2024 per 4 anni. Guiderà la Federazione Pallavolo Siciliana e Nino Di Giacomo, attuale presidente della SEAP Dallicardillo. Nino Di Giacomo dovrà ora mettersi all'opera e da subito al lavoro per fare ripartire il nostro movimento, da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. Avvieremo il nostro programma collettivo, come annunciato in campagna elettorale, basato su contenuti di grande valore. Rappresenta il coronamento di un lungo percorso della mia vita. Oggi essere il presidente, che io poi mi sono definito il dirigente di tutte le società siciliane, per me è un motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Per ora il primo pensiero va alla ripartenza che è nel cuore di tutte le società, perché da un anno che stanno ferme, quindi i campionati regionali e quelli di categoria. Io mi auguro che in questi giorni, io ancora aspetto la ratifica da parte della federazione, ancora non sono il presidente ufficiale, anche se eletto, aspetto appunto questa ratifica per iniziare ad ascoltare i presidenti, per vedere quale società saranno pronte alla partenza e sostenerli, aiutarli in tutte le criticità che ci sono. Oggi mi ha chiamato un presidente di una società del Siracusano, mi sembra, che ha un problema di palestra con il comune, e la prossima settimana sarò in provincia di Siracusa a vedere di aiutare ad ottenere quello che aspirano un po' tutti i presidenti di società. A livello nazionale già domenica noi siamo chiamati a rinnovare il Consiglio nazionale e noi tutti uniti siamo per la riconferma di Davide Anzalone. E quindi Davide sarà il nostro consigliere federale, che assieme a me e al mio consiglio porteranno sicuramente le voci delle società siciliane in campo nazionale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.